Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 7 persone arrestate appartenenti al clan Libri e Condello e 30 imprenditori interdetti per 60 giorni dalle loro attività. E questo è il bilancio di un'operazione antimafia della DIA di Reggio Calabria. L'operazione è frutto di 2 distinti provvedimenti, fra loro correlati, emessi dal GIP distrettuale della città. Le accuse: associazione mafiosa, estorsioni, ricettazione, detenzione di armi e danneggiamenti. I particolari in una conferenza stampa negli uffici della Procura distrettuale antimafia di Reggio. La squadra mobile di Crotone ha confiscato beni per un valore di 1,5 milioni a Roberto Bartolotta, 46 anni, considerato elemento di spicco della cosca di 'ndrangheta dai Papaniciari. I sigilli della polizia sono stati così apposti ad un distributore di benzina, 5 abitazioni e attività commerciali, un terreno agricolo. La confisca nasce dall'operazione Dirt Investment e Perseus. Tutte le proprietà sono state conferite per la gestione all'Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla mafia di Reggio Calabria. Aveva nell'auto ed in casa oltre 2000 lettere, tra cui molte bollette del telefono e dell'energia elettrica, che aveva sottratto dall'ufficio di cui era responsabile, e l'accusa con la quale i carabinieri hanno denunciato il direttore del centro di smistamento postale di Bovalino, MD, di 49 anni, di Locri. La corrispondenza è stata trovata a bordo dell'auto e nell'abitazione dell'uomo. L'accertamento è scattato dopo che molti cittadini di alcuni centri della Locride avevano segnalato ritardi nella consegna della posta. Ammontano ad oltre 21,5 milioni di euro i danni derivanti dagli eventi alluvionali che hanno colpito la città di Crotone nella notte tra il 3 e il 4 novembre scorsi. Di questi 6,5 milioni sono per danni derivati ad attività produttive ed altrettanti per danni al comparto agricolo. È la stima di massima che il Comune di Crotone ha inviato al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria, dopo aver elaborato i dati relativi ai danni alle strutture pubbliche e ai privati, agli operatori commerciali e alle aziende agricole. La Fondazione Marincola Politi, polo sanitario privato di eccellenza di Soverato, tramite il suo presidente Antonio Marincola Politi, ha presentato la Simul University Medical Education per la formazione del personale medico, infermieristico e specialistico. Viene utilizzato il SIMMEN 3G, col quale è possibile la misurazione della qualità della rianimazione cardiopolmonare, che fornisce un feedback in tempo reale del ritmo cardiaco. Il Consiglio della seconda circoscrizione, riunitosi a Palazzo De Nobili sotto la presidenza di Massimo Lo Monaco, ha incontrato l'assessore Pino Soriero. Dopo l'introduzione del presidente, l'assessore Soriero ha sollecitato la circoscrizione, le associazioni e le forze vive del centro storico ad assumere un nuovo protagonismo, a tirare fuori idee e progetti per ripopolare il centro, perché una città senza cuore pulsante non ha futuro. Un inizio spumeggiante per la stagione teatrale del Teatro Stabile di Calabria all'Apollo di Crotone con la Vedova Allegra, della compagnia Corrado Abbati. Una serata ricca di musica sublime, canzoni famose, balli, grande eleganza, con reminiscenze sottese della Belle Époque. Spettacolo brioso che ha coinvolto il pubblico fin dalle prime battute grazie alle musiche immortali di Franz Lear. Bravissimi gli attori, ma un riconoscimento particolare va a Corrado Abbati. Nel cast anche il giovane attore crotonese Roberto Riganello. Il Museo Marca di Catanzaro ha ospitato nel pomeriggio di ieri un incontro performance dedicato alle poesie epistaltiche di Mimmo Rotella. La provincia, insieme alla Fondazione Mimmo Rotella, hanno voluto rendere omaggio all'artista riproponendo il linguaggio dei suoni e delle parole, che durante l'incontro sono state interpretate dall'attore Dario Natale. L'evento ha permesso di celebrare un uomo che ha contribuito a diffondere nel mondo l'immagine della Calabria e di Catanzaro. Presenti tra gli altri Wanda Ferro e il regista Mimmo Calopresti, autore dell'Ora della Lucertola.